Arrivas. Ah, un folpo, folpo da noi in dialetto veneto è un termine che sta a indicare una persona non particolarmente intelligente, no? Aveva scritto che praticamente sperava che andassi a fare un incidente col camper, ma non capisco neanche perché, cioè cosa gli torna a lui, forse carrozziere, però dipende dove faccio l'incidente, perché se lo faccio da un'altra parte ci guadagna l'altro carrozziere, non lui, quindi non capisco il senso. E dopodiché ha detto che Pulmin è un catorzo di camper, ma capiamoci un attimo. Allora, se Singano ha preso Pulmin e non magari un super camper 4x4 moderno eccetera eccetera, è solo esclusivamente perché non aveva skei, quindi tranquillo, cioè mandami skei e vedrai che razza di camper ti compro, altro che Pulmin. Però vedo, cosa bella, che YouTube autocensura i commenti con parolacce, difatti non ce li ho io qua nella mia app YouTube Creators, ho la parte dei commenti e c'è in attesa di revisione e possibile spam. Possibile spam vanno magari quando uno scrive troppo in stampatello o mette dei link a qualcosa, allora vanno lì e io dopo li sblocco, quindi li rendo pubblici, però devo farlo io manualmente. In attesa di revisione non mi è mai capitato di trovarne uno. Quelli degli haters, diciamo, li puoi trovare nelle notifiche del telefono, però poi vai ad aprirlo e il commento magia non c'è, quindi ottima cosa, cioè mi risparmia di cancellare e bannare l'utente, insomma, ecco, tempo risparmiato per fare altre robe, poi impitonare amorosa e via discorrendo. Beh, dai che leggiamo 2 o 3 commenti, perché sai che Singano non sta là tanto col telefonino a rispondere ai commenti, però a voce volentieri, no? Tipo Sebastiano scrive: ciao, ti posso dare un consiglio dato che il tuo Pulmin lo merita, fatti installare i piedini di stazionamento elettrici, sono una manna dal cielo, fidati e poi vedrai. Arco cane, aspetta, perché sai che ho il timer che mi blocca l'utilizzo delle app. Vabbè, concediamoci questo extra, visto che sto facendo la puntata, fai una pausa per 30 minuti, ritorniamo. Dicevamo, fidati e poi vedrai, anche per la sicurezza di Pulmin, nessuno lo potrà rubare, oltre a 1000 altri benefici. Saluti. Beh, per il discorso di rubarlo, benefici eccetera, ha già risposto un altro tu dicendo che giustamente in libera non puoi mettere i piedini, è vero, quindi questa cosa è molto molto relativa. Per quanto riguarda invece il mettere i piedini, e quei piedini hanno un enorme problema, perché una volta ho trovato un signore che ce li aveva, no? Allora siamo messi là un po' a chiacchierare e li ha pagati 4.000 bomboloni, cioè cavolo, con 4.000 bomboloni ti prendi un camper, voglio dire, Scarosso costava 4.000 bomboloni, una spesa che non farei mai, insomma, ecco, 4.000 bomboloni sono troppi. Mister Ferrarista: è un errore considerare il cattolicesimo e il cristianesimo come la stessa cosa, il cattolicesimo ha fatto danni e tuttora li fa ancora, il cristianesimo non ha niente a che fare con il cattolicesimo. Sì, è vero, spero di non essermi sbagliato e aver detto cristianesimo nei miei discorsi quando parlavo dell'inquisizione, dei catari eccetera eccetera. un po' di tu che denotano il nervosismo, no? Causa astinenza da nicotina, è vero. Marco scrive: N1 è la categoria autocarro, boh, può essere, e sicuramente è un errore, sulla carta di circolazione dovresti trovare come categoria M2 che è quella corretta, le auto sono M1 invece. Ciao. Boh, non lo so, perché mi pare che il camper era M1 non M2, non ci metto la mano nel fuoco ovviamente perché non è il mio mestiere, però mi pareva che il camper era M1 non M2. Boh, tanti commenti. Poi per quanto riguarda l'autocertificazione che non è prevista nella legge eccetera eccetera, per carità, ti dico, io nella mia vita a ste robe non ci do alcun peso, nel senso che sicuramente sbaglierò, ma in base alle attuali conoscenze e visioni che ho del mondo non mi cambia assolutamente nulla firmare un'autocertificazione piuttosto che non firmarla. Idem, personalmente manco mi interessa se mi controllano il telefono, i social network eccetera, non ho niente da nascondere e non me ne frega niente. Gold24: ti consiglio di dare anche i link delle applicazioni, questo riferito alle puntate in cui parlavo del TubeMate e della TubeCatcher, che sono quei programmini per scaricare i video, no? Sai benissimo che esistono anche i siti fake, ossia quelli fasulli, che indicizzano on top, rischi di mandare i tuoi utenti dritto nella tana del lupo. Eh sì, è vero, colpa mia, quando parlo di un programmino soprattutto anche un po' particolare, diciamo, sarebbe stato più corretto se ti avessi dato il
link diretto al download, perché magari scrivi quella parola lì su Google e ti manda magari in altri siti che non sono quello ufficiale, o piuttosto ti fanno scaricare altri programmini pieni di malware, virus e porcherie varie. È vero, è vero, è vero. Però diciamo che almeno sulle app, ossia i video che ho girato sull'app Park Fortnite e l'altra che non mi ricordo neanche il nome, cos'era, Caramaps, almeno lì sì, ho messo i link sia per Android che iPhone. Fabio poi chiede ciao Yuri, ma gli oscuranti fanno tanta differenza? Allora, anche se ne ho parlato tante volte, la reputo una cosa importantina per chi ha un camper e va in vacanza col camper o vive in camper. Io ho risposto sì, la differenza è enorme, cioè non è grande, è enorme la differenza tra avere l'oscurante oppure no, soprattutto d'estate. Poi c'è anche la qualità degli oscuranti. Hai visto, io avevo già degli oscuranti di ottima qualità, ci ho aggiunto addirittura l'Armaflex, ok, e già lì ho notato ancora più differenza. Ovviamente io parlo sempre degli oscuranti esterni, non che gli interni siano inutili, per carità, ma se paragoniamo gli oscuranti esterni agli oscuranti interni, fidati che sono proprio due mondi completamente diversi. Cioè basta che provi, senza che ti sto tanto a spiegare l'effetto serra che fanno i vetri eccetera eccetera, basta provare. Quindi consiglio mio, una delle cose più importanti se hai il camper è veramente l'oscurante esterno. Prenditi un buon oscurante esterno che prenda non solo il vetro davanti ma anche i finestrini, passeggero e guidatore, e vedrai la differenza, soprattutto d'estate. Poi Roberto scrive grattugiati il cervello, mi rimani sui praticamente i testicoli, no? È che c'ho e sono simpatico e ti sto sulle scatole, cioè mettetevi d'accordo. Lino, che è un caro tuo affezionato, la vita in camper è una parentesi della tua vita, quando arriverà matrimonio e figli ti si aprirà un'altra parentesi, ma è la vita ed è bello cambiare. A parte l'ultima frase, per resto poi sì, vari tu mi hanno dato dei consigli per il microfono, fatta caso abbiamo appena girato la puntata, no? Però ciao ragazzi, i prezzi di questi microfoni sono veramente alti, cioè parliamo di microfoni dai 200 euro in su, porca miseria, dai 150 in su, quindi insomma almeno per ora no, nel senso che non è che non abbia quei 150 euro, però non lo so, hai capito? Non lo so, non è il momento probabilmente. Squalo Nero, altro tu molto affezionato, quando si collega al video in cui io parlavo del timore, insomma, che sto coronavirus insomma potesse girare nell'aria. Ovviamente il tutto è assolutamente infondato, è solo un pensiero, quanto grazie a Dio sono un essere umano pensante e quindi posso permettermi di pensare. E lui risponde: ciao Yuri, sai che ce lo chiediamo in tanti del virus dell'aria? Non è propriamente una scemenza, facciamo un paio di conti. Se ho il virus e che ne so, faccio uno starnuto o anche solo respiro, lo mando nell'aria. Questo coronavirus rimane in aria per circa mezz'ora bello attivo, ma non credo che in questo lasso di tempo se ne rimanga lì fermo dove lo ha lasciato il portatore. È solo un pensiero. Lei mi ha fatto il faccino un poco invecchiato, ma è sempre bellissimo, un salutone. Vedi, è vero che abbiamo gli scienziati, abbiamo i virologi e tutto quanto, però perché impedirci di ragionare sulle cose? Cioè, Squalo Nero, e adesso non vorrei peccare di arroganza, e anche Singano, insomma, hanno fatto un ragionamento più che lecito, insomma. È vero, cioè sta roba sopravvive nell'aria, ma è nelle giornate di vento? Oppure, come dico io, sti runner qua che corrono a destra e a sinistra, tra parentesi senza mascherina? Sì che, cosa, adesso no, è il solito polemico, ma cosa strana, adesso che Zaia diciamo ci ha un po' squinzagliato, però insomma a patto che si vada in giro con la mascherina e i guanti, no? Tutta la gente ha la mascherina e i guanti, anch'io e tutti quanti, tranne i runner, cioè quelli che corrono, quelli che fanno footing, cioè dovrebbero essere loro i primi a avere la mascherina, cazzo, è assurda sta roba, è una cosa che ho notato veramente, no? Proprio guardavo, è incredibile ma vero, cioè mi creo le mie statistiche, io semplicemente osservo, sono passate 40 persone, 35 con la mascherina e 5 senza. Questi 5 erano tutti runner, non c'era un runner con la mascherina e non c'era uno a piedi senza la mascherina, cioè è strana sta roba, hai capito? Vabbè dai, non divaghiamo. Samael scrive: Yuri, quando ti fai un bello Schooling Made in USA style
è sempre solo una questione di scale. Anche se ti dirò, io all'inizio avevo una grande e forte passione per questi sculi, che sarebbero gli autobus, gli scuolabus, scusami, americani camperizzati, e io Instagram praticamente lo uso solo e esclusivamente per guardare questi sculi, questi scuolabus camperizzati, no? Perché gli americani fanno di quelle cose pazzesche. Addirittura questi hanno anche il bagno, perché di solito gli americani quando fanno i furgoni, i camion eccetera camperizzati non mettono il bagno, perché loro probabilmente non fanno la cacca e la pipì e la doccia, no? E mentre su questi sculi addirittura c'è il bagno, quindi su 20 metri di autobus c'è pure il bagno. Però probabilmente sai, a me il camper, come ti dico, non è tanto solo la casa, è la stanzetta dei giochi, la tana, no? E quindi più piccolo è, per me meglio è più una cosa unica, no? Non so spiegartela. In più è anche più facile da pulire, da gestire, organizzare, tante altre cosine. Per quanto riguarda poi il vivere qui in Italia, il girare qui in Italia soprattutto, e capirai che dove vai con uno sculi. Già quando ho fatto il giro negli stati dei Balcani, per carità, grazie alla compagnia di Giovanni, l'esperienza non è stata particolarmente traumatica, ma se fossi stato da solo, già con Scarosso che era 5,40 metri, in certe situazioni è stata veramente critica, veramente. Penso, no, che ogni tanto qualche tu mi dice: ma lo faresti con Pullman, quelle cose che hai fatto lì? No, assolutamente no, anche perché porca miseria, quel punto là dove ci eravamo trovati nel campo minato, che c'era quella strada chiusa, con Pullman avrei dovuto fare 5 km in retromarcia per uscire da lì, hai capito? E già con Scarosso e col camper di Giovanni li abbiamo strisciati fuori maniera, e ovviamente 20.000 manovre con sempre uno di noi che dava le indicazioni giù. Fidati, era già impossibile con 5,40 metri girarsi in quella strada. Noi lo abbiamo fatto perché non c'era altra soluzione, e anche perché dopo avremmo dovuto affrontare la parte di fuoristrada e non potevi farla in retro quella, no? E quindi niente, abbiamo detto vabbè, tagliamo la testa al toro, abbiamo strisciato i camper e ne siamo usciti. Con Pullman, Dio mio, no, mai e poi mai, e figurati col school bus no. Poi molti tu mi mettono dei link ai video YouTube sui commenti, e io però guarda, no, perché magari non mi credi, tipo questo qua, Valerio mi ha messo sto link qua, io clicco qua, occhio, si apre, guarda, vedi, resta così. Quindi io non posso vedere il link ai video che mi mandate, non riesco a capire perché. Questo è sempre successo anche col telefonino vecchio, e nonostante gli infiniti aggiornamenti dell'app qua di YouTube Creators, quindi almeno per il momento non posso vedere i link che mi inviate. Il porco maledetto, un buon rimedio per le micosi è bere del latte vaccino molto caldo con una goccia di seme maschile, non ne va messo molto, solo una goccia. Ciò, i gusti se gusti, ma Singano preferisce prendersi il Micostatin, insomma, ecco. Il Micostatin è un antimicotico, quindi un farmaco. Poi niente, vedo ancora tanti commenti, certi ovviamente scherzavano, ma tanti veramente non capivano il video che abbiamo girato in fiera a Padova, camper da 699 euro. Ovvio che erano le rate, cioè non è che tutti e quattro pensavamo che il camper costasse 699 euro, ma neanche il più catorzo dei camper costa 699 euro, voglio dire, quello era un camper nuovo, grazie che 699 euro erano le rate, però siccome ci sembrava di qualità un po' scadente e insomma con qualche pecca, abbiamo fatto, anzi no, è nata sta gag qua automaticamente, insomma, ecco. No, più che altro quando leggo ste robe mi vengono seri dubbi che tutte le mie battute vecchie che ho fatto siano state capite correttamente, hai capito? Mario chiede: con internet come fai? Allora ricordo, perché giustamente ci sono tanti video, non è che uno li guarda tutti. Allora io ho la SIM della HO Mobile, che è una compagnia diciamo che si appoggia sulle celle Vodafone, mi trovo molto bene, ok? Costa 6 euro al mese, 1 euro di attivazione, e calma, fermo Italia, fermo, 6 euro al mese, 1 euro di attivazione per chi passa tipo da Iliad o altri gestori all'HO Mobile, quindi non è per tutti 6 euro, ok? Io avevo Iliad che l'avevo fatta all'epoca proprio per fare sti passaggi a operatori migliori, quindi adesso ce l'ho a 6 euro, chiamate limitate, messaggi limitati eccetera eccetera, e 70 giga di internet, e mi sembrano anche 70 giga reali, perché come per magia non scendono giù vertiginosamente come scendevano giù i 50
150 giga di Iliad o gli altri giga della Vodafone, eccetera eccetera, hai capito? Quindi più che soddisfatto, veramente più che soddisfatto. Ha un'unica pecca, un unico difetto che però per me è abbastanza grave, sai, quindi più avanti sarò costretto a cambiare questa Ako Mobile, perché la Ako Mobile, adesso non mi ricordo il nome tecnico, me l'avevano detto, io non me lo ricordo, non ti consente di mantenere attiva la connessione a internet quando telefoni o anche quando qualcuno sta provando a telefonarti. Ti potrà sembrare una cacchiata, ma io siccome appunto, ecco, tutto sto giro largo per dire che condivido internet dal telefonino al computer, quindi il telefonino tramite l'hotspot, lo trovi nelle impostazioni, chiamasi anche tethering, diventa un modem, un router, ok? Quindi il mio computer rileva che c'è una connessione wifi, che è quella creata dal telefonino, e naviga così in internet. Però spesso mi ritrovo a dover fare assistenze a dei clienti e io non posso parlare ai clienti mentre gli sto facendo l'assistenza, perché se telefono il telefonino non mi dà più internet al computer mentre sono al telefono, hai capito? Quindi per me è una grossissima ciavata questa qua. Vabbè, tanti complimenti, sono contentissimo, però anche qua, cioè, e sei simpatico, è divertente, questo e quello, e dopo arrivano gli altri che dicono e sei un beep, e sei noioso, e metteve d'accordo. La Marilena: attento agli zingari, a noi hanno spruzzato uno spray in camper per addormentarci, per fortuna ha suonato l'allarme, siamo riusciti a svegliarci e sono scappati, ma hanno fatto in tempo a smontare il finestrino davanti passeggero. Assurdo, alle 4 di mattina sembravamo ubriachi, invece eravamo narcotizzati dal gas che ci avevano spruzzato. Questa è una brutta roba, qua, per quanto io sia un antirazzista, un pacifista, un non violento, tutto quello che vuoi, ma scendere, dargliene tante nelle gambe, non c'è altra soluzione. Pure il Gandhi, no, ma io mi ricollego, no, perché il Gandhi è l'icona della non violenza, ok? È l'estremizzazione del buonismo umano, il Gandhi. Però il Gandhi era anche una persona intelligente, e io ti ricito sempre quell'aneddoto delle scimmie, che lui diceva: se, ipotesi, arriva un branco di scimmie che rovina il raccolto, le provviste, e il mio popolo deve morire, ma ammazziamo le scimmie. Cioè, per quanto lui era addirittura vegano, ok, ma ha detto una cosa giusta. Cioè, non è che per colpa di 2 o 3 scimmie del cazzo che devono rovinare tutte le provviste devono morire 20 persone. Cioè, non che la scimmia sia più importante della persona, questo discorso l'abbiamo già affrontato, ma ha ragione, guardiamo bene anche questo aspetto qui. Quindi non è che la nostra società deve andare a puttane, la gente deve essere narcotizzata, derubata, magari hanno anche bambini dentro, ma stiamo scherzando? È là sì che ci vogliono le sprangate nelle gambe che vadano via zoppi. Voglio vedere se dopo zoppi continuano a rubare. Umberto: bella la tua casa con le ruote, complimenti. No Umberto, no, mettete d'accordo con quello che ha detto che era un catorcio del camper, questa è una cosa che secondo me è interessante da dire, non so se è vera, però comunque la reputo interessante da dire. Un commento di Massimo: ciao, molto bello il camper nuovo, però non passare prodotti a base di alcol sui vetri in metacrilato, perché rischi che li rovini irrimediabilmente, soprattutto se c'è il sole forte, e non penso che costino poco. Ecco, tipo, io questa cosa non la sapevo, quindi che sia vera oppure no non lo so. Teniamola in considerazione, quindi grazie Massimo. Poi mi sono accorto che c'è qualche commento che non avevo messo il mi piace. Ti ricordo che il mi piace che do io è soprattutto, più che altro, una conferma di lettura, quindi tu sai che ho letto il tuo messaggio quando metto il mi piace, no? Pietro: ciao Tigre, dove hai comprato il portadetersivo? Allora, quasi tutto su Amazon. Sul sito delle puntine trovi una pagina che si chiama accessori Amazon, la trovi nel menu utilità in alto, però non è proprio che mi soddisfi tanto, cioè funziona perfettamente, ma non è proprio bellino, è un po' una cinesata, hai capito? Quella plastichetta là, è vero che non costa niente, funziona perfettamente, però se un giorno ci sarà un qualcosa di meglio lo cambierò e te lo consiglierò vivamente. Questo qua, cioè, non è che te lo consiglio, cioè questi ci sono, hai capito? Dopo, per carità, è anche un discorso di gusti personali, perché a me vederlo così grigio col pulsantino cromato fa proprio schifo. Vabbè Italia, credo che siamo andati avanti tantissimo coi minuti, quindi niente, chiudo la puntata e alla prossima. Ciao Bill! Eccolo!
Vai Sigari!